Se dovessi descrivermi, come faccio ogni volta che parte un evento, direi che sono un nerd in scala 1/1. Questo perché tutta la mia vita è stata permeata, per mia grande fortuna, dalla presenza costante di tecnologia e rispetto ambientale. Questo mi ha consentito di trasferire queste mie due grandi passioni, questi due grandi punti fermi della mia crescita all'interno anche dell'attività professionale e lavorativa. L'idea all'interno di UCNet è proprio che la tecnologia nel rispetto ambientale possa aiutare e non ostacolare il raggiungimento di tutti gli obiettivi. Cosa succede perciò all'interno di UCNet? 5 anni fa abbiamo creato l'idea del consulente energetico, abbiamo creato questa figura professionale che segue l'evoluzione e le necessità del cliente dall'inizio alla fine senza abbandonarlo mai, costruendo intorno al cliente quelle che sono le cose più importanti, non le soluzioni, ma la consapevolezza di quelle che sono le soluzioni che gli servono. Molto spesso anche senza arrivare a vendere qualcosa, perché l'idea è soddisfare le necessità e scoprire quali sono le necessità nel rispetto della persona molto spesso porta anche a nuove consapevolezze e la decisione di quella che può essere la strada giusta non sempre va incontro a un acquisto. L'idea è questa, l'idea è che l'ambiente e la tecnologia si sposino nel rispetto delle persone e che portino a capire esattamente che cosa ci serve. Questa è la grande difficoltà. Molto spesso si pensa che siano i clienti a scegliere le aziende. È vero, ma è vero anche il contrario. L'utente che cerchiamo noi è un utente che è disposto a imparare. Proprio questa grande consapevolezza è legata molto al potersi aprire a nuove conoscenze. Capire esattamente che cosa ci serve fa parte di un processo di crescita che è sempre bidirezionale. Noi cresciamo grazie alle esigenze e alle esperienze dei nostri utenti e clienti, loro imparano e crescono attraverso le nostre soluzioni. La necessità iniziale era quella di trovare strade che nessuno stava tracciando. Io sono nato in un periodo storico in cui l'informatica incominciava a diventare molto presente. Oggi abbiamo tutti un cellulare che è un computer nella nostra tasca. Io arrivo da un periodo storico in cui il computer ancora aveva la sua bella mole e il telefono aveva il filo ed era attaccato al muro. L'idea che la tecnologia potesse soddisfare tutta una serie di necessità che oggi per il 90% veramente troviamo nella nostra tasca mi ha portato a dover decidere di tracciare molto spesso una nuova strada. Dalla parte di utilizzo consapevole della tecnologia alla parte di integrazione di sistemi per trovare soluzioni che prendevano spunto da diverse necessità e molto spesso nascevano come nuovo prodotto. La parte più difficile che mi trovo quotidianamente a dover affrontare è rispondere a questa domanda: che lavoro fai? È vero che in realtà dovremmo avere un inizio e una fine, no? Nel descrivere la nostra attività professionale. Le esigenze sono in continuo cambiamento, l'abbiamo visto, esigenze di mobilità, esigenze di generazione da fonti rinnovabili, esigenze legate alla nascita di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale o l'analisi dei dati. Sono tutte esigenze che sposano le necessità dell'uomo che è in costante cambiamento, per cui il mestiere che facciamo in realtà non lo sappiamo neanche noi. Più della metà dei mestieri odierni 50 anni fa non esistevano. Ci auguriamo e ci aspettiamo che oggi i nostri figli non abbiano neanche il nome definito del mestiere che andranno a fare. Ecco, il nostro lavoro è trovare insieme agli utenti il lavoro del domani per i nostri figli. Noi lavoriamo e collaboriamo all'interno di un ambiente gioviale, informale, molto dinamico,
per trovare soluzioni a problemi della quotidianità. Questa è la parte innovativa di UCNet. Iniziamo e finiamo un processo senza mai abbandonare l'idea che la soluzione in realtà è parte del problema, cioè il problema è soltanto l'origine della soluzione che poi andiamo ad adottare. Questo si sposa a tutti gli ambienti che tocchiamo, dall'energia alla mobilità, alle fonti rinnovabili, all'idea stessa di smart, che vuol dire intelligente, ma che vuol dire intelligente applicato a qualsiasi attività. Cioè io dico sempre, molto spesso demandiamo l'idea di smart a smartphone, smart city, smart mobility. Vorremmo persone più smart, no? Persone che sposano la tecnologia in modo consapevole e intelligente e non la subiscano solo come utenti. Questa è proprio la vocazione di UCNet, trovare la strada e trovare l'innovazione giusta per la persona giusta. Allora, oggi la mobilità è al centro delle questioni. Frequentemente, costantemente, anche perché noi in azienda ci muoviamo molto in elettrico, abbiamo vetture elettriche, abbiamo i capi cantiere che girano con l'elettrico, per cui abbiamo tanta sensibilità verso l'elettrico. Ecco, è costante, è quotidiano che se io o uno dei miei colleghi fermiamo la macchina in un punto, le domande sono sempre le stesse. Partono tutta una serie di domande che sono normalissime, tra virgolette, alle quali ormai abbiamo la risposta pronta, ma abbiamo questa risposta pronta proprio per la alta frequenza di domande. Quanta autonomia ha la tua macchina? Riesci a caricare a casa tua? Ma come fai se devi andare a Sassari? Tutte domande che sono nella quotidianità e che ci costantemente ritroviamo nella nostra professione. Le altri tipi di domande sono proprio legate alla consapevolezza del flusso energetico. Questa è una cosa che a noi piace tanto. L'energia non si distrugge, si trasforma, certe volte è energia elettrica, altre volte è energia termica. Questo bilanciamento, questo trasformare l'energia all'interno delle nostre abitazioni e non solo delle nostre città, è una delle cose più semplici da imparare, ma più difficili da decidere di voler imparare. Dovrei rispondere sì, in realtà me lo auguro. Il processo della modifica della mobilità è un processo che chiaramente deve tenere in considerazione tanti equilibri sociali, economici, ambientali. Muoversi in elettrico è un muoversi sano, tra virgolette, dal punto di vista del flusso energetico, se tutto viene fatto correttamente. L'essere umano è reticente al cambiamento, per cui sono più i problemi o i finti problemi legati alla mobilità elettrica, quelli che sentiamo quotidianamente, che i vantaggi. Io penso che non ci siano molte alternative a non usare le fonti fossili. Poi che la mobilità sia esclusivamente quella elettrica, possiamo ragionarci. Si dice spesso il kilowatt ora più economico è quello che non compri. Io dico quello che non usi. Nel senso che molto spesso utilizziamo il veicolo per spostarci quando in realtà non ne abbiamo bisogno, utilizziamo mezzi sbagliati per la tipologia di spostamento sbagliato. Ecco, questi sono altri modi di muoversi in modo diverso. Mi auguro solamente che quale sia la strada scelta dall'umanità, questa sia circolare, cioè inizi col rispetto dell'ambiente, finisca col rispetto dell'ambiente, perché si dice, è diventato ormai famoso il detto non abbiamo un pianeta B, è forse l'unica cosa che dobbiamo aver presente nella quotidianità, fare in modo che il muoversi, il mangiare, il vivere siano tutti orientati a un equilibrio che fa parte del nostro essere presenti in questo pianeta. Io sono cresciuto in un periodo storico in cui la Sardegna era un vincolo, no? Era un problema, essere al centro del mare, staccato dal resto del mondo e della tecnologia era un problema. La mia fortuna è stata che nel momento in cui l'azienda ha preso piede, molto fuori dalla Sardegna,
io mi sia fermato a ragionare su come mi vedevo o mi sarei visto di lì ai prossimi 15 anni. E sinceramente non mi vedevo da sardo a far crescere un'azienda fuori dalla Sardegna. L'idea di poter portare la tecnologia indietro all'interno della mia terra mi ha consentito di apprezzare ancora di più le soluzioni che in realtà magari avevamo creato fuori dalla nostra terra, anche partendo da presupposti che sono basilari. Noi in Sardegna abbiamo una fortuna enorme. Certe volte pensiamo non c'è niente, da altre parti c'è di più. In realtà il fatto che per molti anni la stabilità o l'instabilità non abbia portato tante innovazioni ci ha consentito di capire che non sempre le innovazioni rispettavano l'ambiente. Oggi abbiamo la consapevolezza e la competenza per poter innovare in Sardegna nel rispetto dell'ambiente. Continuiamo tanto a dire viviamo in un paradiso, il sogno è che questo paradiso rimanga tale per poter essere vissuto da più persone possibili, per cui tecnologia sì, ma nel rispetto di quello che è la nostra terra e dei valori che ha, storici, culturali, ambientali, perché alla fine tutto deve rimanere in equilibrio, altrimenti si guasta. La Sardegna è sempre stata vista come indietro, sino all'avvento di Tiscali, no? Perché poi io sono cresciuto nell'ambito dell'innovazione portata da Tiscali negli anni 90 più o meno, dove la Sardegna in realtà ha dimostrato che la collocazione geografica è completamente slegata dall'idea di innovazione, no? Si può innovare a prescindere da dove si è. È innegabile che la collocazione geografica abbia un peso in tutto quello che facciamo in Sardegna. Perché? Perché abbiamo una platea di clienti fisici vicino a noi molto limitata, per cui tutto quanto rischia di sembrare difficile. La realtà è che la tecnologia ci aiuta a superare tutte queste barriere. Guardate che cosa è successo negli ultimi 2 anni, no? Si stravolge il mondo, tutti lavoriamo da casa, lavoriamo grazie alla tecnologia, per assurdo lavoriamo da un paradiso terrestre pur rimanendo collegati con quello che sono le nostre attività quotidiane e la nostra professionalità. Il rapporto umano deve ridiventare parte importante della nostra quotidianità, è importante che lo sia perché insomma siamo comunque esseri umani che hanno bisogno del contatto umano, però la distanza e la problematica della collocazione fisica per me non sono un problema, non lo sono mai stato, anzi sono un vantaggio perché mi danno la possibilità di capire realmente cosa è importante nella quotidianità. Io sono sincero e non voglio per nulla che sia presa come arroganza o strafottenza. La pandemia in realtà non ci ha creato dei problemi, perché fortunatamente la nostra parte tecnologica era già molto presente, per cui trasformare il lavoratore in un telelavoratore di fatto era già stato fatto da UCNet, specialmente per quello che riguarda le sedi fuori dalla Sardegna, Milano, Roma e Bologna. Specialmente Bologna era una sede praticamente pronta a trasformarsi in digitale, e questo è successo nell'arco dei primi 10 giorni della pandemia. È cambiato tanto nella quotidianità professionale, no? Le nostre scrivanie sono diventate studi di registrazione con luci, telecamere e quant'altro per poter incontrare virtualmente le persone che fisicamente non potevamo più incontrare. Però è anche vero che nell'arco degli ultimi 2 anni la sensibilità per il rispetto ambientale, per il vivere la nostra abitazione, perché in modo obbligato tutti quanti siamo stati costretti a vivere di più le nostre abitazioni, ha anche consentito di poter avere nelle persone una sensibilità maggiore proprio sul valore della propria abitazione, sull'efficientamento, sull'idea di raffrescamento e riscaldamento più economico o più etico ed economico, per cui tutta una serie di cose che la pandemia forse ci ha consentito di trovare il tempo di incominciare a valutare, e questo per noi è stata una fortuna. È l'unico difetto che io riconosco nei sardi.
Uno che fa il mio stesso mestiere a Bologna è un mio collega, uno che fa il mio stesso mestiere in Sardegna è un mio concorrente. Sono due parole diverse per esprimere due concetti diversi del rapporto che c'è tra le aziende all'interno di un territorio che è piccolo per il numero di clienti pochi e che molto spesso crea questi attriti che sono, tra virgolette, inutili e molto spesso soltanto deleteri per quello che è la professione di chiunque, a prescindere da che lavoro faccia. L'ultimo anno è stato molto importante, l'arrivo del super bonus, del cosiddetto super bonus, con un'attenzione molto spinta verso l'efficientamento energetico degli edifici, ha obbligato le aziende a collaborare. Perché? Perché l'altissima mole di lavoro e la specifica richiesta di figure professionali diverse e compatibili l'una con l'altra ha aiutato le figure professionali a trovare i modi di collaborare. D'altro canto io ho la fortuna di aver aperto la sede di Bologna quasi 15 anni fa e queste attività io a Bologna le ho fatte dall'inizio, cioè la collaborazione a Bologna è sempre stata il fiore all'occhiello del rapporto con altre entità che facevano molto spesso il nostro stesso mestiere. Per cui già dall'inizio abbiamo messo in piedi tutta una serie di collaborazioni, noi all'attivo ormai abbiamo centinaia di attività legate all'efficientamento energetico in piedi, fatte con studi professionali diversi, con architetti diversi, con ingegneri diversi, con imprese elettriche diverse o che si occupano di edilizia, proprio in virtù del fatto che se le cose vengono fatte nel rispetto reciproco, in un processo in cui vince il cliente, l'utente finale, e tutti gli altri si rispettano reciprocamente, non c'è mai nessun perdente. Tutti consapevoli, tutti sereni, perché alla fine, come sempre, siamo parte della stessa squadra, non siamo antagonisti. UCNet oggi lavora principalmente nella comunità europea, abbiamo la fortuna di aver visto l'estero, specialmente il lato mobilità ferrotranviaria e elettrica. Vorrei semplicemente, io dico sempre, l'unico sogno che ha una persona che crea un'azienda è quello che l'azienda gli sopravviva. Cioè vorrei molto semplicemente che quello che abbiamo messo a terra con UCNet funzionasse a prescindere da UCNet. Questo penso che sia il sogno più importante per chi ha creato un'innovazione. Innovazione è trovare nuove strade per problemi vecchi. I problemi sono sempre gli stessi, da che il mondo è mondo, da che nazione è nazione, i problemi sono sempre gli stessi. Cambiano le culture, cambiano gli idiomi, ma i problemi sono sempre gli stessi. Trovare un nuovo modo per rispondere alle esigenze degli altri è innovare, è trovare una soluzione a problemi che molto spesso non sapevamo neanche di avere. La Sardegna la vedo potenzialmente esplosiva, serve soltanto che a crederci per primi siano i sardi. Quello che manca è proprio questo animo condiviso del rispetto della terra che ci ospita. Non ho mai visto in Trentino una persona che parta dal presupposto che l'ambiente c'è, ne faccio l'uso che voglio. Questo vorrei vederlo tantissimo nei sardi, vorrei che da bimbi cominciassimo a capire che siamo in questo ambiente e godiamo di tutte le benedizioni soltanto e se rispettiamo il posto che ci ospita. Vedo una Sardegna prontissima a fare questo perché ha tutte le carte in regola, altamente innovativa, frizzante, che però deve proprio mettere a terra tutte queste competenze e consapevolezze in una ottica di crescita equilibrata. Abbiamo tutti una sola direzione, non dobbiamo pensare di stravolgere l'umanità, di impegnarci costantemente perché l'umanità venga stravolta da tutti noi insieme.